boccia il decreto energia del governo assieme agli imprenditori della nostra regione, anche quelli lombardi e piemontesi, con una dura presa di posizione nei confronti di Palazzo Chigi. La visita del Premier all'hub di Palmanova con mezzi e materiali in partenza per l'Ucraina. L'Italia è pronta all'accoglienza. Le sue parole: al suo arrivo presenti pacifisti contro la guerra e manifestanti Novax. Panico poco dopo le 14 in diverse zone del Veneto, dalla Marca al Veneziano, per un forte boato. Si tratta del cosiddetto fenomeno del boom sonico provocato da un aereo. Uno scoppio e poi le fiamme, gravi infortuni sul lavoro in una ditta di cosmetici di San Pietro Viminario nel Padovano, ustionato al volto un giovane operaio. Addio alla trentenne di Feltro in coma vegetativo da più di un anno, è stata sottoposta a sedazione profonda con il via libera del padre, verrà cremata e le sue ceneri sparse in mare. Ancora incendi boschivi in Veneto, fiamme e paura, Stoccaredo di Gaglio nel Vicentino, in azioni volontari della Protezione Civile, antincendio boschivo e l'elicottero della Regione. Tentata spaccata nella notte nel quartiere Arcella, malviventi assaltano un negozio con un'auto, colpo riuscito invece a Cadoneghe, rubate bici per un valore di 6.000 euro. L'Università di Ca' Foscari ha conferito un attestato alla memoria di Cristina Pavesi, la giovane trevigiana vittima innocente della Mala del Brenta nell'assalto al treno nel 1990. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque avete sentito i titoli, ma in primo piano il sondaggio che vogliamo lanciarvi, che è benzina, taglio di 25 centesimi, basta. Se siete d'accordo allora componetelo, vedete in sovraimpressione il numero, lo 0422 1626 691. Se invece non siete d'accordo lo vedete il no, 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring alle 21:15. E dunque Confindustria Veneto boccia il decreto energia del governo assieme agli imprenditori della nostra regione, anche quelli lombardi e piemontesi. Insoddisfazione e preoccupazione. E ancora, nel decreto manca la determinazione di cui c'è assoluto bisogno in periodi eccezionali come quello che stiamo vivendo. Firmato i presidenti di Confindustria Veneto Enrico Carraro e i suoi omologhi di Lombardia Francesco Buzzella e Piemonte Marco Gai. Destinatario Palazzo Chigi. Il decreto energia del governo non trova la sponda delle imprese che anzi rilanciano l'allarme. Intervenire immediatamente con ogni misura possibile e sostenibile per compensare l'aumento dei costi dell'energia anche attraverso un tetto sui prezzi e gli effetti delle sanzioni legate alla guerra. Perché la situazione è già oltre il baratro. In realtà alcune aziende hanno già provveduto a chiudere parte della loro produzione, quindi direi che la situazione non è più solo allarmante, siamo arrivati proprio alla fine dell'allarme, adesso si inizia con le azioni concrete. La trasparenza del mercato energetico, continuano le Confindustrie del Nord, deve poter permettere di legare al costo delle forniture il prezzo al cliente, non ai valori oscillatori delle speculazioni quotidiane. E anche il sistema fiscale che grava sui prodotti energetici va reso lineare, chiaro e trasparente. Non è possibile che le imposte raddoppino il costo del carburante e siano la sommatoria di accise accumulate nei decenni. Insomma, il taglio dei 25 centesimi serve a ben poco. Gli industriali continuano. La scelta di intervenire con sconti e ristori temporanei limitati nel tempo e negli impatti è in contrasto con le previsioni, anche quelle meno pessimistiche, di alti livelli dei prezzi sui mercati energetici prolungati nel tempo. Il Paese, concludono, deve definire rapidamente un vero e proprio piano energetico nazionale che preveda un nuovo mix di forniture e fonti. Ma non è il solo problema. Andare a prendere un appalto adesso è decisamente rischioso per tutte le aziende, perché i costi che abbiamo adesso non è detto che siano poi i costi finali, quindi c'è una situazione veramente che rischia di degenerare velocemente e non per una carenza di ordini, cioè non è un problema di mercato, ma appunto è un problema di poi ribaltare questi costi eventualmente al nostro cliente finale. Io mi occupo di internazionalizzazione anche all'interno della mia azienda e avendo un po' aziende in tutta Europa, devo dire che la situazione è uguale in tutte le nazioni, accise o meno, quindi forse non ci dobbiamo concentrare solo ed esclusivamente sulle accise, servono azioni molto più strutturali. La visita del Premier all'hub di Palmanova con mezzi e materiali in partenza per l'Ucraina. L'Italia è pronta all'accoglienza. Le sue parole: al suo arrivo presenti pacifisti contro la guerra e manifestanti Novax.
Il modo con cui abbiamo reagito a tutte le emergenze di questi ultimi 2 anni è stato quello di integrare le decisioni del governo con quelle delle regioni e con quelle dei comuni. Questa alleanza istituzionale, questo aver imparato a lavorare insieme, è un patrimonio che non dobbiamo dimenticare, che dobbiamo tenere. E questa è l'accoglienza ora di 60.000, solo ad oggi quasi 60.000 e poi chissà quanti dopo, sarà un'altra emergenza dove questa unità sarà fondamentale. Queste le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi in visita a Palmanova, alla sede regionale della Protezione Civile e al hub dove sono stoccati i mezzi e i materiali per l'Ucraina. Insieme al Premier accolto dai vertici della regione anche il capo del Dipartimento di Protezione Civile Fabrizio Curcio. L'accoglienza, l'organizzazione, l'entusiasmo di questi volontari davanti a voi mostrano che possiamo contare su una struttura efficiente, funzionante, moderna, che è la Protezione Civile. Friuli Venezia Giulia è sempre impegnato in prima linea in tutte le emergenze nazionali e internazionali. In questo caso ancora di più perché è terra proprio di confine, di ingresso, perché il 60% delle persone che sono venute in Italia ad oggi provengono proprio dal confine con la Slovenia. Il Presidente del Consiglio ha assistito alla partenza di 4 camion con farmaci e presidi sanitari destinati all'Ucraina. Il convoglio, scortato dai mezzi della Protezione Civile, è diretto a Suceava in Romania, dove il materiale verrà ritirato da mezzi ucraini. La decisione fondamentale è la decisione che il governo ha preso di ascoltare gli italiani, di ascoltare la disponibilità, l'entusiasmo, l'accoglienza, di ascoltare la loro bontà. E questa decisione è presa e quindi il sostegno all'accoglienza non mancherà. Ci sono programmi speciali per i minori, ci sono programmi per le donne e sono minori di un tipo nuovo rispetto ai minori che arrivano da altre fonti, da altri punti. Quello che è cruciale è che questi aiuti, quando che vengano dati direttamente o passino attraverso una procedura, vengano erogati subito, perché il bisogno è ora, non tra settimane. Ecco, questo è molto importante. Panico poco dopo le 14 in diverse zone del Veneto, dalla Marca al Veneziano, per un forte boato. Si tratta del cosiddetto fenomeno del boom sonico provocato da un aereo. Un boato tanto forte da far tremare le finestre e la paura che scatta immediata in periodo di guerra. Paura, psicosi e raffica di telefonate ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Dalla Marca trevigiana al Veneto orientale, dalla Laguna di Venezia alla Bassa Padovana. Poco dopo le 14, centinaia di residenti allarmati, alcuni anche usciti in strada per capire cosa stesse accadendo. Nessuna bomba, ma come già accaduto in passato il cosiddetto fenomeno del boom sonico, quando cioè un aereo militare infrange la barriera del suono provocando un rumore simile a quello di una violenta esplosione. Aerei in esercitazione, fenomeno in questi giorni certo non sporadico. La conferma che non ci fossero eventi che potessero ricondurre a scoppio o a incendi è arrivata dopo un'immediata ricognizione delle forze dell'ordine, ma per chi ha sentito quel boato sono stati sicuramente momenti poco piacevoli. Continuiamo con la cronaca. Grave infortunio sul lavoro a San Pietro Viminario, nella Bassa Padovana, ustionato al volto un giovane operaio. Incendio in una ditta di cosmetici a San Pietro Viminario con un ferito grave. È il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Vanzo di San Pietro Viminario, in zona industriale. Le fiamme hanno ustionato il viso e le mani di un giovane operaio, il quale, attivati i soccorsi, è stato trasportato cosciente immediatamente all'ospedale con l'elicottero del SUEM 118. I vigili del fuoco hanno poi eseguito un'ispezione per verificare che non vi fossero altri focolai. Attivato anche lo Spisal per la verifica del sistema di prevenzione. La vittima, 25 anni, è residente nella zona delle Terme. Le cause dell'esplosione sono al vaglio delle forze dell'ordine. Fiamme a Stoccaredo di Gaglio, massiccio intervento di pompieri, protezione civile e antincendio. Boschivo.
Non si esclude il dolo per il pauroso incendio divampato in mattinata in una vasta area, oltre 1 chilometro quadrato, tra zona di pascole e boschi a Stoccareddo di Gallio. Il rogo sarebbe stato appiccato in 2 punti distinti e le fiamme si sarebbero propagate con estrema velocità causa il terreno arido e secco. Massiccio l'intervento dei vigili del fuoco, della protezione civile di Lugo ed Enego, il personale dell'antincendio boschivo al lavoro per l'intera giornata. Per nulla semplice raggiungere il punto esatto. Con i mezzi a terra e a piede impossibile accedere e lavorare, anche per il pericolo appunto di questo incendio che veramente corre grazie ahimè a un vento abbastanza sostenuto di oggi, e quindi si è deciso di far intervenire un elicottero. Elicottero della Protezione Civile della Regione Veneto che, a causa delle difficoltà di approvvigionamento idrico, è intervenuto con un certo ritardo. Il personale antincendi boschivi ha allestito un apposito punto dove è stato possibile il rifornimento d'acqua. Intanto il vento non aiuta per nulla le operazioni di spegnimento che si protrarranno anche nelle prossime ore. E da giorni gli incendi stanno devastando i boschi del Veneto, la siccità è una delle cause, ma bisogna fare attenzione ai comportamenti umani, avverte l'assessore regionale alla protezione civile Bottaccin. Solo ieri sono scoppiati 6 incendi nel territorio veneto che hanno devastato boschi interi. Oggi le fiamme hanno divorato altre zone, il rogo più grave nel Vicentino. Questi 3 mesi di siccità hanno contribuito all'innesco degli incendi anche gravi. La mancanza di pioggia e il vento sono la tempesta perfetta, dice l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, ma questi non sono gli unici fattori. Ricordo però che la stragrande maggioranza degli incendi sono per causa umana, non sempre dolosa, a volte anche colposa, ecco perché lancio l'appello ad essere particolarmente attenti a questo aspetto. I mesi di febbraio e marzo sono statisticamente più a rischio assieme ad agosto e in questo momento le condizioni del terreno sono assolutamente favorevoli alla propagazione delle fiamme. L'appello di Bottaccin è rivolto ai cittadini. Gesti che possono sembrare innocui diventano pericolosi. Io lancio un appello ai cittadini di porre particolare attenzione in questa fase, in questo periodo, visto che anche nei prossimi giorni non è previsto che ci siano precipitazioni, di essere cauti nell'accendere fuochi, che non si potrebbe, anzi non si può, e anche nel parcheggiare l'auto o nel mozzicone della sigaretta che viene buttato per terra. Ecco, tutte queste azioni che possono apparentemente sembrare innocue, invece in questa fase, con questa siccità, sono assolutamente pericolose. L'attenzione deve essere massima sia da parte di chi effettua i controlli, come le forze dell'ordine, sia all'azione distratta del cittadino che non pensa alle conseguenze di un gesto apparentemente innocuo. Per esempio parcheggiare l'auto sul ciglio stradale, magari dove è molto secco, e poi ripartire. Ricordo che i catalizzatori che sono sotto le automobili funzionano a temperature anche di 800-900 gradi centigradi, quindi voi immaginate quanto sia facile l'innesco dell'incendio. Ed ora il caso di Samantha Dinca. Il suo cuore ha smesso di battere sabato mattina alle 7:30. Sopravviveva in stato vegetativo dal 4 dicembre 2020, assistita dai genitori, papà Giorgio e mamma Genzianella. La giovane ha concluso il suo doloroso viaggio terreno per iniziarne un altro che la farà librare sulle onde del mare. Non c'è modo di trovare oggi parole adeguate che possano descrivere la sofferenza della famiglia Dinca. Da genitori una brutta realtà da dover affrontare, dice fra le lacrime Genzianella Dalzot, che sabato mattina alle 7:30, sostenuta dal marito Giorgio Dinca, ha visto placarsi definitivamente il lento movimento della maglietta di Samantha, il cui corpo inerme era tenuto in vita artificialmente dal 4 dicembre del 2020. Nelle ultime settimane le condizioni di Samantha, che a breve avrebbe compiuto 30 anni, erano peggiorate. L'equipe medica che seguiva la giovane ricoverata in un'ala del Gaggialante a Belluno si è confrontata con papà Giorgio, riconosciuto amministratore di sostegno della figlia lo scorso novembre.
La decisione di procedere con il percorso stabilito è stata avviata, sospesa ogni terapia e iniziata la sedazione profonda che ha accompagnato delicatamente Samantha ad intraprendere il suo viaggio verso la libertà dopo un calvario iniziato a causa di una banale caduta in casa, una frattura al femore, un intervento chirurgico al San Martino e una conseguente infezione che le procura danni irreversibili. È chiaro sin da subito che Samantha non potrà più risvegliarsi dal coma e per la famiglia inizia una lunga battaglia per evitare alla giovane l'accanimento terapeutico che non avrebbe mai accettato. Il caso di Samantha ricorda quello di Eluana Englaro. Il riscontro mediatico riporta d'attualità l'annoso dibattito sulla fine vita, culminato con il giudizio di non ammissibilità del referendum sull'eutanasia legale lo scorso 15 febbraio. Liberi fino alla fine, recitava lo slogan dei sostenitori della riforma. Per ridare libertà a Samantha c'è voluto un atto del Tribunale di Belluno, ma la strada non è stata comunque breve. Domani mattina Samantha sarà salutata dalla sua famiglia e dai parenti più stretti durante una cerimonia privata. A cremazione avvenuta, le ceneri di Samantha saranno disperse in mare. Il Parlamento prenda una posizione sul fine vita, le parole del governatore Luca Zaia dopo la morte di Samantha D'Incà. Intanto rispetto al dolore dei familiari, immagino che stiano vivendo dei momenti e hanno vissuto anche in questi mesi, in questi periodi, diciamo, questa tragedia, no? Che si è consumata giorno dopo giorno. Dopodiché il tema del fine vita è un tema che tocca nell'intimo ognuno di noi. Spero che il Parlamento dia un'indicazione e poi immagino che poi ci sia il rispetto della libertà di coscienza rispetto a un tema come questo, che è un tema intimo e che non può semplicemente essere imposto. La mia posizione la conoscete, cioè ne sono favorevole, diciamo, a una presa di posizione, ma ripeto, questa non è una posizione politica, è una posizione personale e ognuno pensa come giustamente crede. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con la cronaca: tentata spaccata nella notte nel quartiere Arcella, malviventi assaltano un negozio con un'auto, colpo riuscito invece a Cadoneghe, rubate bici per un valore di 6.000 euro. Colpo in via Tagliamento in zona Sacro Cuore a Padova. Sfondata la vetrina di questo negozio di bici con un'auto rubata a Noale, usata come ariete. Alle 3:40 di questa notte il botto, un furgoncino, era già pronto per caricare le bici. Fortunatamente solo 3 sono state rubate. Grazie ad un sistema di fissaggio installato dalla proprietà, la banda di malviventi non è riuscita a portarne via altre. L'antifurto ha rovinato i piani ai criminali, che sono soliti operare velocemente, arraffando la merce e caricandola su furgoncini. Il sistema di fissaggio ha quindi tenuto, limitando i danni, che però sono stati molti, alla struttura del negozio. La vetrina è andata completamente in frantumi. Nell'impatto si sono inoltre danneggiate anche le bici esposte, oltre a caschi e materiale tecnico. Sul posto sono intervenute subito le volanti della polizia. Le indagini sono ancora in corso per cercare di identificare i ladri. Sempre nella notte un altro colpo a Cadoneghe, stessa modalità e sempre ai danni di un negozio di biciclette. Qui un furgone bianco è stato usato come ariete per sfondare le vetrine. Sono state sottratte 2 bici per un valore complessivo di circa 6.000 euro. Sul caso indagano i carabinieri. Furti e raid vandalici a Caltana di Santa Maria di Sala. Ad agire, stando agli inquirenti, una banda proveniente dall'est Europa. Il video che potrebbe dare una svolta alle indagini. Potrebbero essere loro i 3 banditi che la notte scorsa con furto ed effrazione hanno seminato il terrore e il panico a Caltana di Santa Maria di Sala. Ripresi poco prima dell'alba, soltanto a pochi giorni dai furti e tentati furti proprio da una delle telecamere di videosorveglianza di un privato cittadino residente nel quartiere dove i banditi si sono scatenati. Nel triangolo delle vie Giolitti, De Gasperi e Silvio Pellico, dove, oltre a svuotare del carburante diversi serbatoi dalle auto in sosta, qui si sono concentrati su ben 7 garage, praticando un foro su ciascuno di essi, proprio a fianco dei maniglioni. Sembra, stando al racconto delle forze dell'ordine, per visionarne l'interno con delle piccole telecamere per vedere cosa tornare a rubare in un eventuale secondo momento.
ripassati nuovamente e da noi ho visto che ce n'è uno che hanno tagliato. Erano già stati qua? Sì, perché anni fa hanno aperto anche il mio. Imbrattata con una bomboletta spray pure una delle auto in sosta, questa bianca, dove in arancio è stata impressa la scritta Italia. Duro il monito del primo cittadino, Nicola Fragomeni. Il problema è che questi signori, che sembra vengano dall'est, così mi hanno detto le forze dell'ordine, non hanno il problema o la paura della certezza della pena. Fin quando i nostri governanti non prenderanno in mano il provvedimento sulla certezza della pena, cioè che uno se sbaglia paga, tutto questo avverrà sempre. Dei delinquenti, che si presume fossero più di 3, vista la velocità con cui si sono mossi, al momento non vi è alcuna traccia, se non queste immagini riprese, come detto, in piena notte dalle telecamere personali di un cittadino. Non possiamo stare tranquilli. Indagano i carabinieri. L'Università di Ca' Foscari ha conferito un attestato alla memoria di Cristina Pavesi, l'ex studentessa vittima innocente di una rapina della mafia del Brenta nel 1990. Oggi è una giornata splendida, piena di sole e Cristina sarà sicuramente contenta. Cristina Pavesi non può però essere accanto alla zia a ricevere il riconoscimento che gli tributa l'Università di Ca' Foscari, l'università nella quale stava per laurearsi. La sua vita si è improvvisamente interrotta a 21 anni, attorno alle 18:30 del 13 dicembre 1990, all'altezza di Barbariga di Vigonza, su un treno investito dall'esplosione di tritolo innescata dagli uomini della mafia del Brenta per far saltare in aria la porta di un vagone blindato che trasportava 6 miliardi di lire. Oggi Ca' Foscari, in occasione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ha consegnato un attestato alla memoria alla zia di Cristina Michela, che da anni ne porta avanti il ricordo. Oggi aggiungiamo questo traguardo importante, una tessera importante del mosaico della cultura della legalità che Campolongo già da 30 anni continua a portare avanti. La villa sequestrata a Felice Maniero nel suo comune Campolongo Maggiore è stata intitolata proprio a Cristina Pavesi, un riconoscimento che mitiga solo parzialmente l'ingiustizia di cui, secondo la zia, è stata vittima la nipote. È una vittima senza giustizia perché Maniero e la sua banda hanno avuto 3 mesi di carcere. È stata immolata Cristina per una ragione di Stato. È stato giusto, è stato sbagliato, io non sono in grado di giudicarlo. Certo che se Maniero fosse stato coinvolto nell'omicidio di Cristina non avrebbe potuto usufruire dei benefici di legge. Il fatto che Cristina non abbia avuto giustizia, come ha sottolineato la zia, è un ulteriore elemento di dolore per la famiglia e di riflessione per noi. Quindi l'abbiamo ritenuto un momento molto significativo e anche molto emozionante di quello che è il dovere di un'istituzione. Siamo arrivati quasi al termine. Prima di lasciarvi vi ricordo questa sera in prima serata la nostra trasmissione Ring, gli ospiti Alessio Albertini PD, l'onorevole Sara Moretto Italia Viva, Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia, Alberto Villanova della Lega e alle 22:20 Fulvio Di Blasio, presidente Autorità Portuale di Venezia. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Da 150 anni Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo. Bentrovati al meteo. Un vasto campo di alta pressione si consolida sempre di più sull'Italia. Sul nostro territorio sboccia la primavera con bel tempo e clima molto mite. Vediamo il dettaglio di martedì 22 marzo. Sul Veneto sarà stabile, non sono previste piogge e ciò provocherà un ulteriore aggravamento della siccità. Ampio soleggiamento sulla nostra regione con cielo sereno e sgombro da nubi. Venti a tratti moderati sulla pianura da nord-est.
Generale rialzo termico con temperature piuttosto frizzanti al mattino a causa del costante afflusso di venti nord-orientali, minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 16 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, cielo sereno con locali gelate notturne in pianura. Su costa e zone orientali soffierà bora moderata, specie di mattina e di sera. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 15-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, molto soleggiato anche qui con cielo prevalentemente limpido, qualche velatura in mattinata. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime infine sui 16-17 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da 150 anni, Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana. I pavimenti più belli del mondo.